Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi continueremo il nostro piccolo sguardo nei mestieri napoletani e parleremo di un mestiere che ormai non c'è più, perché non esistono più le condizioni perché lui ci sia, che è l'acquaiolo. Con il termine acquaiolo, da come è facilmente deducibile dal nome, si indicava la persona che portava l'acqua con un carrettino nei vicoli, nelle strade di Napoli, dove spesso l'acqua, soprattutto nel dopoguerra, faticava ad arrivare. E c'è un modo di dire molto carino legato a questa parola, quando si identifica una persona che per forza di cose deve elogiare i suoi prodotti. Quindi è inutile anche chiederle un giudizio. È uno scambio di frasi. La prima frase dice: acquaio, l'acqua è fresca. Acquaiolo, l'acqua è fresca. E l'acquaio risponde: manganeva. Neanche la neve è così fresca. Giustamente per invogliare le persone a comprare il proprio prodotto. Mi ricorda molto quella frase del suonatore Jones di De André. Non è il suonatore Jones, è comunque nel disco Non al denaro, né all'amore né al cielo. E Dormono sulla collina, la canzone, in cui il suonatore Jones chiede al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore? Nel senso, non è il caso di chiedere la bontà dei prodotti a una persona che li vende. Ovviamente la risposta sarà positiva perché deve venderli. Non ci può essere obiettività in questo tipo di giudizio. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao prima!